Non ti posso abbracciare. Ho firmato io. Fai vedere la tua firma. La firma 5.0, così l'ha definita il presidente Marinesi, è stata siglata a distanza, ma la sostanza è frutto di un'intesa volta a unire idealmente montagna e mare con un programma di iniziative strategiche per attrarre turisti, investimenti e residenzialità in vista delle Olimpiadi invernali 2026, che devono essere non un fine, ma il mezzo per creare le condizioni di rimanere e crescere. Confindustria Belluno Dolomiti e la consorella di Venezia hanno siglato un documento che racchiude la volontà di lanciare il cuore oltre l'ostacolo per programmare lo sviluppo di un futuro partendo dalle unicità dei territori. Noi dobbiamo investire molto di più sulle infrastrutture. Belluno è un territorio strategico non solo per Venezia ma per tutto il Veneto e non solo per Belluno, considerando che ha una grande vocazione industriale. Venezia e le Dolomiti, due territori accomunati non solo dalle bellezze riconosciute dall'UNESCO ma anche dalle fragilità di luoghi che hanno bisogno di essere messi in sicurezza. Fra le sfide c'è quella della lotta allo spopolamento. A Venezia urge risolvere a livello nazionale il problema affittacamere che ha allontanato i residenti dalla laguna, dice il presidente Marinese. In montagna le case ci sono, ma sono vuote. Quello che manca a noi a Belluno, ma io l'ho già denunciato al sindaco Massaro di Belluno pochi giorni fa, sono gli alloggi. Sono gli alloggi che oggi veramente, ma gli alloggi a Belluno non è che mancano, sono da ristrutturare. A Belluno non fanno quello che fanno a Venezia, a Belluno proprio lasciano le case vuote. Berton sollecita così una politica che coinvolga i proprietari perché ristrutturare sia una pratica conveniente. Non possiamo aspettare, afferma la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, perché le aziende hanno bisogno di alloggi. Queste aziende prima o poi, se va avanti così, si allontaneranno. E questo è un altro vero grande pericolo per il bellunese. E la politica deve farsene carico.